attimo ma annoiscono. Presti marca Deo sono ma da destino. Male scantarena di mare e un scanto pesa sul terreno. Su canao, piuttosto su bozzino, manzana carra lenta a ti impiccare. Minuto scanto gira sul relozzo, Gioline sacca la devo un torzo, Gioline sacca la devo un torzo. Lo iarani, lo iamari, lo iacitari, anche de sicuro a coi tanta brigai. No, lo iarani, lo iamari, lo iacitari, chiavarra prasti mai no a cura mi guai. Nuda non torra nuda, can due ricci si se la pagai. Tanta poni con lucuda, sa dottesa dalla l'occhiai. E da dentro rai pio devri mai, feisi e sciareisi o genti mava. Vendidori si ne terra e te mai, lo mi intrincan che si imbilai. A tutto su gli avarranta la vettai. Lo togliareni, lo togliamari, lo togliacitari. Anche ne sicuro a coi tanta mi brigai. No togliareni, no togliamari, no togliacitari. Chiavarra prasti mai no a curo a mi guai. Noi non siamo al Loch Ness, no? Jamie Vassada. Quello. Tocca. Sì, è tutto come sai. Questa Funti. Stata piena questa, le spieghiamo su arriva, no? Questa è cultura. Prego, usa. No, dai no che le ha però, se no sono delegato di Stato. Grazie. Queste sono le grandi. Vieni come sta attento, vediamo se è minore. Come ti da conosci se con una è manna o spetticca? La bailo. Ah. Ma lì scopri te, lo sa proprio sul preso. Noi pure dobbiamo, giusto? Aspetta, lo vedete.
E questa è molto manitella. E questo è anche una penna manetta e una Sono bello pati e pitica. che poi mano del minore, insomma, noi che siete questa grande differenza. Scappio? Mo. Tom, portatelo qui, va bene? Questa sono belle, Aspetta che c'ha fungo. Questa baracca. attento, no, attento non ti trovo per sé. No, dobbiamo altro, a perdere una vita. Sì, noi. Gusta? Aspetta che dicevo. Fani, Come? si è sciolta la vendita, poi chi è così? No, non è sciolto. È il capo che è legato, quello ho sciolto, quindi praticamente è libera, ma è attaccata qui, quindi non c'è problema. Prova, Come 3, 4, 5. vieni fatta mia, Via. passi no, Ci provo, rasente mi passa però. Come se riesce l'elicottero? Rasente. E noi ne vado a balta. Vedi? Puro. E come te modda vascio? Si riesce che si arruina lampada accostata. Ah certo, se poi così come sicuro. Se no, di qua vado a bere. Come aspettami noi, bene. Dove a ospedale pure accanto. Là. Poi no che non viene. Guarda noi, devo fare tranquillo. Mario, se suona una poesia, come ti discuti su Sovi, moi, a quest'ora, o presci trocio. Su mondo essa laguna è spantoso meda. Acqua scuria e niente. Su un pruso dei sorta sanno bisi su fondo. Ma in capa sa è acqua vaciosa e serena. Sempre che non ci punti correnti si strammasa. Uno che traballa in questa cosa è Mario. Mi pare che sia uomo pratico e di animo sereno. Come ti sa mullere da cittotto, Prendile da. Uno pisca a galla, ascidie, tonicatti, tutta roba. Parassiti. No, non sono parassiti. Questo per esempio, questo è uno spirografo Spallanzani, quello che poi in acqua sembra fa una specie di fiore. E questo fu un tischissino di acqua. Esatto, mi Là. sì. No, pure sabba cade dentro, aspetta. Sì. Tanto tempo poi a pesare, a crescere. Gusto. Ma questo cresce in una stagione. Da ieri non viene da pronuncia. Poi è troppo freddo a sacco. Da poi, esatto, da poi come comincia in primavera a scaldare sabba, tanto crescono di così e arrivano a satero ieri, capito? 6 o 7 mesi, ne manco. E su ciclo stanno dessa. Sì. Dessa gocciola. No, gusto. Sì. No, No, e se su ciclo dessa gocciola cantesti. dai due che ho dei 8 mesi. 2 che dei 8. Questo è più lì. No, ora salute così. Tanto lo vogliamo da voi, che hanno da asciutta a Susora. Susora riscalda. Provate così, mi va bene. Ah, No, sta terra tostata, bella. Non ya. Vamos.
Ascolta, la una cosa, la moglie tua sei innamorata di tu o di questo traballo? Io questo traballo. Ah. Mica di me. Solo che qui attenzione qui che di no che qui un pochino più però tanto non ci posso la proposta staria aerei sì pronte come grazie alla tripaglia da Ah, è già pronta. Ah, è pronta per tripagliare. Però è una cosa strana, questa corsola in Sardegna. Dopo di noi non abbiamo mai vappare, mai via. Ma è strana pensa non vai a notare come viene a me da chi fa che corso Ah sì? Vai. il mare nostro pare che sia molto buono cosa Che ti decidi, tu vai. come mi venga di così voilà e voilà Non è prosarta, ci passa ancora. quindi la vaga si prende questa anche lui ecco come qui ti fa vedere come sta Si intendi, sa qua accanto mi ci arriva spitturra, sa. Sicuro? E noi è profondo questo del KPI? come cambia no che sto massa però non No. Graziella te lo devi portare lì perché non ci viene Dov'è? Stai sul massimo del Sadì? E cosa ha messo di? Forse Mi sa raccontare delle canzoni di questo luogo, di Olbia, di Tavolara, e sto canzoni che forse vi cantando in Mario Muro. Dananta in dattaraio, chi sono dei uomini che lavorano sempre se ne in curo di sa famiglia e sa amici. Sicuramente non da passi di là, sono monti e devo ripulire. Stanno tutto questo carbonato che si appiccica da basso. Ha preso puro. Una paura. Qualcosa dici? O ti preoccupare? Che non faccio mille e mille. Cosa guida? Bello gratta e vinci. Sì. Si imbruttano così un bene perché lei è talmente pulita e se poco poco li trascuremmo, se non li mettiamo allo sole, non li diremmo, si imbruttano. E siccome a vestito siamo un po' dopo impegnati, li stiamo un poco trascurati. E mo come testi sul mercato? Erano scesi da ben di beni? Sni, dai. Noi vendiamo un chilo di ostriche 12-13 euro, io secondo la dimensione che hai, se la ne pure a 1,90 che non ne soffra più. Non v'è paragone perché io non hanno la stessa pulpa che noi in dentro, la stessa forma, le sono suzzi, però È mera. perché gli allevamenti che ci sono in Sardegna sono tutti dei bellissimi allevamenti che facciano un buonissimo prodotto, diverso dalla concorrenza francese. Quella punti E francesi. poi dici francese, alla fine siamo le romane che abbiamo avuto, ci abbiamo mangiato prima l'ostrica, poi l'hanno fatta soia, perché hai visto che va in Roma, in Pompeia, hanno avuto delle vasche dove contenevano le ostriche e quindi voglio dire, le romane sono romane, io le regalo, quindi ve le abbiamo portate noi, però sono diventate più bravi di noi.
Solo che noi la stiamo recuperando. Perché stiamo avendo un prodotto che è più bello e più buono. Il partito mediterraneo, il nostro, è diverso dallo suo. Ma tanto ci potemo apprezzare e recuperare del volo, dai. Sì. Ne sei vendi poco, e meglio ma tu. Quando tu ne vai una ne faccio 4 o 5. Non sciemo. Sei un po' caledolento come per non sei tanto conveniente. A mangiare i toghezzi si uscisi. Il musicista tenta bisogno di più tempo. Tanto le ma canta una canzone. Ho bisogno di un reggae. E tanto cantali un reggae. Se tu hai bisogno. Se le immaginate, bisogna che dopo di questa esperienza componi qualche cosa per l'ostrica nostra. Noi la chiamiamo Tilusa l'ostrica ruffiana. Poeta? Il nome ve l'ha dato un cliente fondamentalmente, perché ha detto che queste ostriche quando le mangiai erano i ruffiani, cioè da che ne mangiai una hai l'esigenza di ne mangiare un'altra, e poi un'altra e poi un'altra. E quindi alla fine l'hanno costruito sul nome. Come te sono uomini di questa zona? Allora, qui sta la gura del padron Gianus. Il padron Gianus che è il suo nome è Sarriu. Che sul Rio, però il Rio qui fondamentalmente non c'entra, è tutta una laguna proprio chiusa. Però l'hanno sempre nominata così. La pischera praticamente ha preso un toponomastico che ha preso il nome di un nonno di mia cugina, che è la titolare dell'azienda. Allora, il nonno si chiama Giuliano Lissia, e quindi se tu andi in toponomastica la pischera la chiamano la savischera di Biliano Lissia, addirittura, perché è dal 51 che la faccio. 51? Sì. Ai. Poi è iniziato il mio zio, che sarebbe il babbo di mia cugina Tiziana Lissia, e ha continuato quindi Pietro Lissia a farlo travado. Prima non travadai l'ostro, che deve essere solo peschiera, pesci e arselle, con la verace. È capitato ancora con un rampino, con banchi naturali. Purtroppo è scomparendo. Ce n'è pochissima, è molto quasi tutta, non si comprende nelle cause. Arriva la primavera, quando praticamente la semenza doveva essere pronta, insomma, per poi la stagione estiva e muori. Come del resto muoiono le ostriche. Sbalzi di temperatura probabilmente, qualche volta ma a febbraio temperature di 22 gradi in Lea, è tanto per febbraio. Questa dall'asso, sì. Sì, questa la davo solo alla... No, scusa, devo recuperare. Non è che recuperare così. Poi quando sta un po' col torrellea, ci capita la volma torranua. Un bel di volte hanno proprio delle volme bruttissime, perché sono stati troppo uniti, e quindi sono attaccati una curata. Sono culo e sa sì, è musica di moneta, fai canti sono. Si può usare come strumento musicale. Sì. In questo sto rendi, stipoli, come si chiamano? Sì, questa è spagnola. Spagnole? Pronto. Tanto tu suoni e io ballo lo flamenco. Poi su spot. A Mario lo mettiva a badani, e pari un orso, baddenti. La moila anche così e basta. Basta tu la sai con satutta e tutto. Devo moi non sciu che la famiglia a Pubiu, però in Santo Sparauca non arriva su mare di ora, stanno su Pleistocene forse, sì. In uno scavo mi è capitato di bere cocciola, come ti chiedessi di Savini del suo spuntino di Cancun Ragico. In natura la chiave è un po' diversa, non te lamenti com'era.
Perché in natura non si comprendia, poi vista non la emo, però in ci natura via la un emo. metro e mezzo di terra pizzosa. quindi E dunque dei processi di diagenesi, stanno e di dissoluzione del carbonato e dunque non si comprende più quanto si via deve mana o approfondire. dica. Perché Ci come vedeva si lo dice? specialista che è su paleontologo. Sì, sì. Aiutami, signora Graziella, aiutami. Deus é usardo, daremo un sacco, con gusto. Guardate come c'è un bel dietro. Deve passare in fila la cosa. Se ti La girai. fascetta, la galleggiata. Ma ci nel poco, la stagione vuoi proprio imparare. Questa stagione comincia da superano. Adesso lui inizia Primavera. di vendita. Sì. Papà, solo che sono troppo pesante perché sono tutti cosci di tempo di veleni. Pione che Si può questo devo lasciare a Sari. Ciao, esatto. Andà bene. Ah, bello su questo sono, su. I scocciola da che ritumbanta, i scocciola se sostioni che asattanta, fanti usanza asanzia into per questa voscetta. Calincuno ma questionavo de canto su un bottetto su. Si va diventa sempre quando si traballata, tottupari, poi assai sa giornata e poi varrai tutto in pari, ci sa di, se mi si incrociate e andate all'estera. Finza se spiccatori si costumano a cantare quando traballanta giornata. Non vi piace adesso, mo traballo facile. Ah? Questi sono i dividini che ci serviranno a Pasqua dello prossimo anno. Lì di Qualcuno è già li chiamano semenza di testa, di centro e di coda. In Sardegna servi chissà di coda, perché sennò cresci troppo l'estro. E poi si passa da- maschetto. Mira, non intendo. Subentro. C'è un pezzo bellino. A Galway, in Irlanda del Nord. Se fa quella autoctona non dobbiamo. Friga. Che mi faccia dice da Sciri? No. Zinchiettala. Dai, tranquilla. Però friga. Non sei stringendo eni? No. Poita. Spazzola beh. De Brusu. Energia. A essa. Etta de pesse, lucenti. Sì. Ah. Va? Vai. Shaku sago chulangadura. Buongiorno, sono pronte, le stiamo preparando. Ok? Va bene, arrivederci. Perfetto, arrivederci. Si dà sinau che stiamo preparando di Deo? Sì. E ci si vuidi. Va bene. No, Dai, ti voglio stare essere più bravo. friga. Guarda, un altro sistema più semplice puro.
calma. No, Dio, Non ti arrendi. Capisci che se uno va con braconggioso con questa cosa, tutto a cominciare. Meschinetto. Tu pensi che non arriva a 300, 400, 500, a passarli tutti a una. A Sanno però. No, a Sanno, alla ciurrata. Capisci? Controllo qualità, vada. Percorso qualità. Quasi. Ma Che tappo fa? uno può pigliare la spazzola all'urriesso. Cazzo, vabbè, fatta per pigliare la cussini e fa questo travaglio. To, all'urriesso la non si mai trattendi. gusto, mamma, poi gusto. Uno può pigliare la spazzola all'urriesso, non lo so. Lo travesso. Oh, io posso essere mammatoia, Le tai ve. 57, mamma. Noi ne abbiamo 61, quindi a voglia. Oh! Arribus! Gusta? Sostieni la bella rosa. Sapere di te? Di noi? Scetti sa gocciola più bella o esatto su. Oi gocciola 10 euro su, si va per manna. Cantu vorzi stiamo, no da sacrei, cantu vorzi diamo. Cantu vorzi sitiamo, no da sacrei, cantu vorzi sitiamo. Cominciarà ici o mottetto dei pescatori, sì. Dite che mi intende, no? Cure, come ti immaginiamo voi? Forse qualcuno lo fa con questa operativa, ma poi s'arrangio in cascia, come dico in cascita, poi e poi ti vuoi leggedo, vuollo, Voglio cos'è? o sollo. È scoperto che è un'azienda che fa i ostriche e li mette innanto l'ostrica, l'oro alimentare. Quindi diventa un'ostrica dorata. Ah. La endine è una cifra spropositata, come chi la gente sa di mangiare lo guscio con l'oro alimentare. Cioè, la endine, hai compreso? Grazie. Ah? Adesso devi usare anche dei monti? Ah. E beh, a Riseo andavo bene, no? Ma andiamo su. Un attimo. Però in onore a Luca, che ha avuto una bella idea, faccio un brindisi piccolino. Speriamo di non trarmene cotta perché io so castemmia completamente. tutti noi. No, tu no. Basta. Salute a te, figliule mucilocchi, perché sennò. A buona ventura. Aia. Tanto, tu assaggiati chi sta vedendo. La devi mangiare così, come ti dico io. Prima ti mangi questa parte. Che la Ti faccio dei complimenti. senza la espa, La espa non si mangia. Dunque, sapremo fatti noi e poi se seconda. Esatto. Da mussi pure, ma su crocetto stavo. No, so è tosto. Ah, tocca- Ti mangi tocca tu proprio l'assai. sì. Guarda, se no fai così. Questa non l'hai scalzata, beh. E fai così. Buono. È buona, sì. E questo è naturale.
Ascolta, ma vi stanno rendi prima che non vi stesso traballo tu questa tutto questo che si sono pensava. venuta a lavorare qui nel 2021 quando nel 2019 mia cugina Mario e il marito hanno deciso di fare un'azienda di fare in questa azienda che già esisteva un allevamento di ostriche e faccio la ragioniera in un'agenzia immobiliare. Ragioniera? Quindi tutto diverso. Altre cose. Tant'è che quando sono arrivata io ho codificato le posce con i numeri, ho messo tutti i colori, quindi sapevo che sei a un mese, che sei a 2 mesi, che sei a 3 mesi, poi hanno incominciato invece a abbandonare il mio schema matematico perché che si complicato. Era troppo complicato poi, quindi andavo a cercarsi la roba come linea. Mudavo in uno schema binario, 1 e 2. 0 e 1. Questo è pieno, questo è buio. Sono venuta quando ho avuto un problema di salute, sono venuta a aiutarlo, però poi mi è piaciuto quello che faceva. Quanto tempo hai fatto ragioniera? 30 anni. Una vita. Prima io ho un negozio, un tabacchino, ma poi faccio la ragioniera fondamentalmente, quindi una vita prende la ragioniera. Poi insomma sono venuta a aiutarlo perché non sta via bene, ho avuto un piccolo intervento in questo momento e poi niente, mi sono appassionata perché in effetti è un lavoro di passioni. Di passione. Passione e amori. Sì, passione e amori per queste cose perché è un lavoro abbastanza faticoso, che ti dà risultati e non ti dà risultati. Ogni dia, ti impegna ogni giardini. Non bisogna ciurrare se dove più vende nello stesso, se dove è tempo fa il vento nello stesso, se c'è caldo nello stesso, però allo stesso tempo poi quando riesci a ottenere così dallo niente, perché fondamentalmente non era mia passione che erano abituata a fare questo lavoro, quindi ti sei un po' improvvisato, hai cercato di fare lo meglio possibile, li gli e infulmente attraverso altri colleghi attraverso te vabbè per la parte scientifica, ma attraverso altri colleghi per la parte pratica. Altri colleghi sarebbero scientifica, scientifica. Scientifica perché ti spiega, riesci a spiegarti tutte quante le cose, cioè come era fatta un'ostrica, che hai le ciglia, che hai le valve, che hai le cioè ti spiega tutto la struttura dell'ostrica. L'anatomia dell'ostrica, bravo, molto più. E quindi insomma da questo punto di vista, o quando ci moriano, perché ci sono dei momenti in cui muoiono, perché su che ti ho detto cos'è il vibrione, un batterio, un virus? Vibrio estuarianus. E cos'è? Un virus? Un virus, ma no, un batterio. Batterio vibrante. Ok. Vibrante vibrio. C'ha una specie di ciglia, si muove, capito? Dovrebbe essere così morfologicamente. È un batterio che è poco tempo? No, è sempre esistito. Sicuramente è subiquitario, è sempre stato, compreso. Solo che in particolare momento, so che dipende dalle temperature di sabba, salinità, eccetera, eccetera, diventa virulento. È una concentrazione. E aumenta s'aggarrica in intro a sabba e tanto diventa patogeno per l'ostrica. Adulta. E contrariamente a sosattero patogeno, lei da soprattutto s'ostica già pronta per essere commercializzata, compreso. Mentre invece sono minore non ne tocca. E ne si più dei brui di questo. E ne morin di più e poi i buoni praticamente che non sono pronti per essere vendita. Di questo 10-20 anni o. Ne morin pure su 70 progentus. Sì, è importante. È un bello numero. Quindi vedo i pro e i contro, bello dal punto di vista dell'ambiente, perché sei all'aperto, non hai, c'è il problema dell'orario, l'orario un po' che te lo fai tu, perché se sei comprendi vendi un lavoro lo compri, lo lavoro, non puoi che di no lo faccio domani, no lo compro e poi domani faccio un'altra cosa, va sempre di va. Ma che si più su clienti? Anche perché demanda me la scosa a volta. Per umana, per pitica, per gustosa, per saporita, però noi non vi siamo in Trento. Noi non vi siamo in Trento all'ostrica, quindi di volte la contentiamo perché cerchiamo in base all'esperienza che ci siamo fatti in questi pochi anni, perché l'ostrica sono dal 2019 che le offende. Quindi 2019. Sì. Sono pochi anni, hanno preso pandemia, hanno preso un poco di tutto, però piano piano hai cercato di fare un prodotto comunque di una qualità buona e quindi la gente ha delle domande perché è una buona qualità, però è un lavoro insomma più paccione che tra lei con marito tu,
Come puoi vedere tu? Questo uno orribile. pro e uno contro. Contro. Uno contro. Perché non lo sopporto. In casa Siamo non uno lo contro sopporto Zattero. manco chi c'è. Manca in noi a tutto. Puoi immaginare. Non si Quindi, può dire. Però oggi noi, siamo gentili e galbati. Normalmente siamo sempre a urli. Quando buon andare sono obbligato. ma quando si intende pure, poi ogni avanti di entrare uno, di bassa da un apparecchio, Sì. dall'aeroporto e non Sì, intendi per da questo fortuna, è lo manco vero. non lo intendemmo. Questo è tu che è vero. un momento di pace. Sì. Ma tu Maria, tu pure non fai di questo corso di traballo, no? No, io veterinario, anzi sono ancora veterinario, ma come non esercito più. Io veterinario dirigente in SASL di Olbia. Poi a vita, tu pure. Da poi sono andato in pensione e in su 2007 che no e mi sono arruinato senza poi ho creato questo mestiere, ma per tempo di nulla. Mi È resta vero. solo su tempo di andare da domenica a cazza che hanno cominciato a cazza e boh. Andare a casa di noi, l'imbara o pure a Ma casa? pure l'imbarano, no, vanno pure in stagione desinterno, Cavui, eccetera. Non vanno a Subulco, sotto il cravo, non vanno. Mi piace andare su Biccaccio, su Colombone, se roba del genere. E con questo catteggio, mi rendo. E tu questa esperienza no, Sannai? Esperienza nuova, però fare qualche cosa, adesso a parte sul burla, esperienza nuova, però fare qualche cosa, pure se sono in pensione e ho che non fa che nulla, non mi resto e non mi resisto, quindi qualche cosa. Prima fare io solto, pare con un collega mio, da voi ho pomollato solto, ortaggi e balle vari, però è Nerino che fare il coltivatore di ostriche, compreso. E Perché mi sono ti piace appassionato, coltivare? perché mi piace. A me mi dà Lo fastidio pure bello. allora vendere. Questo il manno, sono più incazzato, questo lo sappiamo scurato protestando, so. E le devi dare a questo paga che non duccia, però 30 euro, devi fare tutta di secondo. Vabbè. Che l'incuno non ti perdonare. Certo. Che non si lascia su mare. Vabbè, sento. Ascolta, Savini, questa esperienza del domo e della famiglia, da quanto tempo è in noi? Allora, la mia esperienza inizia solo nel 2019, quindi. Però prima l'azienda, i tagliati. l'azienda inizia nel 51 con un nonno di Tiziana che è mia cugina. 51. Però nel 51 hanno una famiglia numerosa e campagna dello chippo di AS, la pruenda che faceva questo loco. Ben 4. Cioè l'Arselli, a capitano l'Arselli, con il rampino, Aiocca. a mano, la Ioca, quindi vabbè l'Arselli so per me, in dialetto mio. E poi l'Upescio, facevano le chiusi per l'Upescio, tutti fatti con le canne, in un determinato modo, in cui di catturare l'Upescio che entrava nella laguna, e la pischera, che pischera nella laguna in dialetto, e catturavano l'Upescio. Quindi praticamente facevano la buttarica, facevano piscare nell'Upescio e in più l'Arselli e praticamente la famiglia di mio zio, che sarebbe il marito di mia zia, di sorella di mia madre, sorella di mamma mia, era lui che praticamente Si campagna da si questo, campagna da Chisso. Poi da chi insomma gli etti sono diventati insomma mani, l'anno è venuto a mancare, mio zio Pietro ha preso in mano la peschera, ancora c'era la mamma ancora, e però ha ripreso in mano la peschera ed ha sempre fatto questo lavoro, ha sempre lavorato nel commercio dell'Upescio, dell'Arselle come grossista e però si occupava pure della peschera, quindi oltre a essere un grossista, io all'Upescio usoio e si occupava della sua peschera. Poi durante insomma sono passati un po' di anni, si è dedicato solo alla peschera e poi a 88 anni normalmente c'è Ido quando abbiamo questo tipo di discussione perché chiaramente è la fonte storica ancora di questo loco e quindi si aumenta tutto perché c'è stato da condannato fino a qualche anno fa, perché insomma è un po' anziano e non sta bene fisicamente, non bene. E poi è subentrata nel 2019 la Vidola Tiziana, Che chissà. che è chista che vecchiecce, ha cominciato E a Cuba. hanno voluto provare a fare questa esperienza e cercare di ripristinare un pochino che su quello babbo alla fatto. Catandane per una questione di età, quindi ripristinare lo che erano l'Arselli, i pesci e in più hanno aggiunto l'ostriche che si sono aggiunti solo nel 2019, tutto il resto c'è sempre stato. Sì. Dimmi che la difficoltà maggiore è il non avere la possibilità di ripristinare certe cose per livello ambientale, per esempio l'Arsella è praticamente quasi scomparsa ed è un problema che c'è in tutto il golfo, non solo la peschera di Patronciano.
Però pare che noi diamo l'ente, lo marito fa una campagna contro tutti gli enti perché pare che non ascoltano, cioè nel senso noi abbiamo un fermo biologico, non c'è la volontà di ripopolare e di sistemare le cose. Sì, perché io ho domandato un fermo biologico perché ci siamo resi conto che l'arsella era morendo, quindi ha filmato per un anno di non capitare più perché sennò tu rischi di pigliare i riproduttori e non essere più questa immensa, non essere più niente. Questo comporta una richiesta di sospensione da che ha fatto la classificazione di Lea. La classificazione di Lea che accanto pare se noi continuiamo a sospendere poi ti dai tu rappacani, quindi so di Napa che per fare una classificazione di uno stagno del genere viene 10.000 euro. Okay? Quindi diventa, sono tanti spese che diventano quasi ti faccio di paldi l'entusiasmo e lo due fallo che si vende perché se io decido dall'allevatore, chiamiamolo così, che l'arsella non si alleva, ma se io decido da agricoltore, da contadino, di bloccare la raccolta di arselli, che avviene ancora con il rampino, avviene manualmente, perché mi rendo conto che questa specie è morendo, non esiste più, fammi di problemi e voglio cercare di fare in modo che la candela velma si possa riprodurre, ci possa essere torno un riciclo di arselle. Quando incomincio a intendere, sì, ma se tu sospendi per 2 mesi, poi fra 3 mesi se non hai prodotto io ti la dico comunque, buca la classificazione, oppure se tu vuoi che io continui a classificarti lei e di che lei è a posto per poter fare questa raccolta, mi devi pagare un tot di ogni mese, cioè quando sono situazioni così che so purtroppo in tutta la Sardegna, non so solo che c'è la peschiera del Padrongiano, so perché so il golfo di Olbia, so ad Arbatax, so ad Arborea, insomma, sono tutti i luoghi così, hanno tutti questo stesso problema. Dovrebbe essere la regione che dice benissimo, fermo come hanno fatto per il Ricci, un fermo generalizzato per tutti i canti, chiaramente mettendo delle palette, nel senso mettendo del fatto che se dopo io, quando tu riprendi, che tu mi dici che riprendi e ve lo prodotto e non ti devo far rifare tutte le spese di riclassificazione, perché tanto per me non ne vale più la pena, perché quanto può riprodursi non ha idea, non so uno scienziato, per cui mi dà lo tempo di poter sì rilaccare i riproducini, però allo stesso tempo non aggravarmi di spese per poterli ricommercializzare, perché altrimenti se tu mi gravi di spese non ne valuto niente la pena, cioè filmarli per farli riprodurci e poi non li dirà che io incasso dalle poco prodotto che posso indire, l'aiuto investitore per classificarmi lei perché non lo posso indire altrimenti, cioè bisogna tutta una serie di cose che forse l'agricoltore andrebbe aiutato di più, perché chiamiamolo come agricoltori, insomma con contadino, chi volevamo chiamare, perché andrebbe aiutato di più, perché sennò così uno vi rinuncia, perché dice vabbè, non ho prodotto, mi fermo, devo riprendere fra 4 mesi mi servono 3.000 euro per riprendere, ma se non ho indotto nulla, come da un li quei 3.000 euro, da lo che ho indotto che altra cosa, ma mi servono pure per mangiare, perché per noi è un po' un hobby a fatto questa cosa, ma la maggior parte delle persone vi travagliano per camparvi, per la famiglia, per cui voglio dire, non l'aiuti. Pare che si acconca, esatto, a traspatti, pensando a supporto, pensando a altre attività che non so. Considerando che chi sta lavorando, questa peschera, dal punto di vista naturalistico è un passaggio obbligato di fenicotteri, volpoche, aironi cenerini, cavalieri d'Italia, cioè è una cosa bellissima. È un ecosistema che sarebbe per a parte, per contesoio, bellissima, che ti crea veramente che ti crea veramente un fracco, te ne ha bisogno del rispetto, te ne ha bisogno di altre cose. Però il rispetto purtroppo ti può comportare pure delle spese che purtroppo in determinati periodi non si può sostenere e quindi uno rinuncia a portare la dananza, perché poi alla fine dice insomma se voglio di travagliare, voglio solo di spendino, voglio di guadagnare niente, uno dice beh non mi interessa, lo lascio paldene. E così come tutte le cose che potrebbero essere veramente delle chicche di nicchia per la regione Sardegna, perché ce n'è un bel di cose così. Alla fine uno l'abbandona perché poi dice insomma che me le faccio va a trabagliare è mettersi al ragionamento che intendo pure a messaria, su capitano, altre cose, e stanno tutto su primario, tutto pesare cosa deve fare diventando sempre un è difficile, è complicato. Poi se la prima cosa che mi viene a conca come massaio non tenevo assistenza della ore, poi
poi me la sfrutta, poi ci crede comprendi come la lotta biologica poi fatta. Ci manca ancora chi su, dal punto di tenere una sorta di conca generale di tutte le cose che fa Deus, poi ci cai, no, de vai bruspago, ma de vai in meda, ma de vai bene. De vai mella, meglio. più bella pure, meglio su. Poi sei sempre in conca, che su frigo del Don Monosta, siamo lupati le cose che arriva sempre da fuori. Certo. Spagnola. Sa frutta e sa verdura. Spagnola soprattutto. Questo è un dispero. Ti dà un poco fastidio perché pensi, scusa, vi sono riusciti che hanno fatto delle consorzi, hanno fatto delle cose e sono assistiti da questo punto di vista, perché se lui oggi ti fa una domanda, per dare dei contributi, se tu ti rivolgi e non hai a bello di nani, perché hai a bello di nani, non ti puoi rivolgere a un professionista, perché un professionista ti pida una grandissima vita di quello che hai dato di contributo. Invece se tu resti un ente che ti dici guarda, deve va questo e quest'altro, tutti hanno acceduto magari a dare dei contributi, visto che la maggior parte non vengono spesi, vengono tornati in Europa perché non sono stati spesi, tutti hanno cercato di, con manco burocrazia, di accedere a questi fondi e migliorare tutto quello che è. Noi il nostro allevamento è un allevamento antico, riuscendo a prendere dei fondi. Estingui su nu di tutte le cose, di tutti i barranchi del problema. Poi siamo lupati di gente che oggi lavora in questa maniera, stiamo andando contro un modello capitalistico che è un modello più monopolizzante, che è un modello industriale, dunque portare su primario all'industria. Esatto. Chi si presenti vino, frutta, verdura, cocciola, mettessi cose, dunque tenere una filiera che è industriale, a noi non si porta a nulla. No. Poi queste cose non da decidere su per noi. No. È sempre più difficile fare le cose come si aspettano, legalità. È vero. Poi bisogna cose pure strane, perché noi siamo in questa comunità economica europea tutto vale, sì. Però come mai noi in Sostrica paghiamo su IVA su 22% e in Francia se mettessi prodotto su 4%. E questa potrebbe essere pure considerata come concorrenza sleale. Issos praticamente pagano su 4% di IVA e noi su 22% di Ostrica. Quindi quando entriamo in sul mercato siamo già praticamente handicappati di Asia. Infatti Issos entrano in sul mercato con prezzi irrisori, 5-6 euro al chilo. Da noi non è possibile pagare un prezzo perché è assolutamente antieconomico. È solo un prezzo in perdita, non preso, non nato. E quindi è pure gusto da considerare. E come mai questo succede? E ho le regole sanitarie, cioè quando noi sono arrivati le NAS ce ne va pure regole sanitarie che valgono, cioè vale nei palati che non vale nei per noi. In Italia sono assolutamente proprio fiscali su 200%, in Sardegna a su 200%. Ma poi ti sposta praticamente in un'altra regione oppure ti sposta in un altro luogo e ti vuole arrivare. Ma non siamo tutti in Europa. I sospetti vengono in Asia e noi non possiamo venire in Asia. Noi non possiamo disegnare confezionata, con bolline, con tutto, idem nelle bancarelle e vendono nelle bancarelle. La sanità deve essere uguale dappertutto. Quindi in Francia i ragazzi vendendole le bancarelle, vendendole senza banco frigo, senza niente, perché ve l'ho frito, vabbè, però li vendono così. Bisogna un parizzo ancora delle mare ancora. Noi ci dovesse una gatta vendendole quella bancarella senza frigo, ancora di arro, ve la multa. Cioè non anda bene, bisogna delle cose che non ti invogliano a medurare, perché tanto è sempre una barriera una contro l'altra, ne scavalchi una e viene un'altra, ne scavalchi una e viene un'altra, sempre sì, è sempre una cosa in salita, compreso. È un prodotto che bene o male come è pure andende. Ora voi perché se andassero sarebbero le cozze un paio di anni questa inflessione e noi sta andando più per questioni climatiche. Sa yoga non binane manco. Sa yoga, Le arselle. E altre cose tipo quest'anno leggevo le capelunghe che sarebbero su cannoni, cannolicchi, capito? Dei zucconi, su mattessi, capito? Cioè, ci sono delle cose. E bene o male invece l'ostrica è l'ende. Marcato. Sì, marcato, poi è anche un prodotto che è
diventato accessibile pure a certe fasce di reddito prima erano solo il reddito medio-alto, adesso si trovano anche ostriche che sono anche a prezzi accessibili, compreso il prodotto. E quindi in una prospettiva futura, facendo pure piccoli investimenti dei macchinari a ende praticamente su Mare 1 e sa buona volontà di tripagliare, qualche cosa probabilmente ne si va fuori, certo. Noi abbiamo fatto una riunione. Tecniche d'allevamento permettendo, tecniche d'allevamento che sono abbastanza all'avanguardia, non come siamo fatti noi che abbiamo una tecnica un pochino retro, compreso. Ma bisogna tecniche come che ti danno l'opportunità. Sì, meno fatica e soprattutto una produttività più alta, superiore. Si sarà sempre un meta che i giovani insomma che tenta proprio bisogno di uno traballo più discansoso. È un lavoro più paccione perché è un lavoro faticoso, pesante, insomma. E poi ti impegna, da compreso. Ci dentro io anche qualcuno giovanito che tu dati ma perché uno è venuto, qualcuno è iniziante, ma sono famiglie che hanno già una storia magari di cozze, quindi adesso l'esperienza quindi a Valle Vidoli sono di Culostrica, capito? Quindi comunque gente che ha avuto allevamenti di alta maniera e adesso continuano di Culostrica. Dimmo che ancora partire da zero, un ciono che decide non è facile. Noi siamo stati a una riunione della, cos'era, non ARPAC, cos'era quella di Auristano, non mi viene. No, era forse l'IMC forse, mi sembra che comunque che stanno però allargato insomma un piano regionale che sto individuando le zone onde si potrebbe coltivare, non mi momento il progetto, dove si potrebbe coltivare, allevare il pesce, insomma delle zone dedicate che praticamente la regione dovrebbe mettere a disposizione di che voi intraprendi questo tipo di attività. Noi abbiamo detto che il progetto è veramente bello perché praticamente vi facciano uno studio a livello di si comprende se lo mettendo l'equipo di mangiani, abbastanza mangiare per poter levare crescere, insomma perché è tenuto che tu le metti in un luogo dove non visiani di atomeo, non visiani insomma cose che poni mangiani. Per cui è tutto uno studio di geologhi, biologi, insomma che ti caratterizzi nel luogo e ti dici chi sta adatto per allevare orati, chi sta adatto per allevare solo ostriche, e quindi è un progetto bellissimo perché a livello europeo di tutto il Mediterraneo ed è un bel progetto. Teniamo su Sasotti bella dei tenni laguna sa tutto, poi la storia geologica, l'oceano, Pleistocene, Sardegna, del Bermuda. Esatto, proprio così. Poi queste cose e quindi è una bella cosa. Chiaramente una volta che stare l'ho espresso ancora in questa riunione, che stare venerani destinati è un augurio che la regione Sardegna protegga gli saldi, non paralto. Ecco, perché la piglia più accordo, perché cosa succede? Quando vengono fatti questi grandi mega progetti, poi arriviamo, non perché arriva da lavoro perché è più intelligente di noi, però perché quello che arriva da lavoro sia più intelligente degli saldi, che se si mettono a lavorare sono bravi tutti quanti gli altri di lavoro. Forse hanno un pochino più di imprenditorialità rispetto a noi, che non magari andiamo un poco di manco, siamo più chiusi, ancora il lavoro siamo chiusi, cerchiamo di, insomma, che la regione Sardegna... a questo puro può essere un vantaggio. Può essere ancora un vantaggio. Infatti io l'ho detto, spero che vengano salvaguardati un po' liccioni, che vogliono saldi, che vogliono intraprendere questo progetto, perché è inutile che me ne arriva una multinazionale, una grossa azienda da continenti e poi lo saldo rimanga a videolende saldi che si offende l'allevamento e producendo in Sardegna e poi dateci tutto fuori, pure di fuori di quello che producono. Invece sarebbe bello che in determinate zone venissero comunque salvaguardati per una parte degli saldi, perché se un saldo voi intraprendi questa attività possiate l'uloco, può essere aiutato dalla regione con le strutture, con gli insegnamenti, con i finanziamenti, con tutto lo che vi ho per impiantare un'azienda va, perché impiantare un'azienda va vi ho un sacco di denari, perché solo di commercialista, solo di consulente del lavoro, solo di multi quando vengono a fare le volte ci partono i 10-15 mila euro l'anno senza niente, cioè senza manco aprire la ianna di noi, no? Senza manco cominciato. Quindi chi sarebbe una cosa bella, sì, la regione Sardegna vende questo progetto che è bellissimo perché c'è pure la regione Sardegna in questo progetto, salvaguardarsi una parte di questi siti che sono attendi e li salvaguardarsi per il popolo sardo, chiamiamolo così, per i saldi e per i giovani saldi che vogliono intraprendere questa cosa, però assistendili pure, non è che tu gli dici sì, questo loco e poi io
4 anni per poter tenere una concessione, perché aveva 4.000 domande burocratiche che prima di passare in un luogo, poi un'altra, una conferenza di servizi una dietro l'altra, cioè veramente, quindi un ciano che inizia a 20 anni, minimo per come uso le tempi a ne esce a 30 anni con la concessione che può partire a travagliare, non può stare 10 anni anticipando di denaro e spendendo denaro per fare queste cose, in realtà noi ci dobbiamo essere, ecco, siti dedicati, progetti approvati e consulenza che a voi fa questa cosa. Questa sarebbe secondo me una cosa, tutti dicono sì, si face, ma poi alla fine non si face. Però concludere che è un'attività, come teneria mia, che potrebbe avere sicuramente degli ottime prospettive. Sì. E poi c'è da considerare che nell'ambito di tutte le problematiche che bisogna ambientale, che è un'attività che ha impatto ambientale zero. Fruit è un'attività che non modifica assolutamente sul luogo in cui viene allevata, anzi l'arricchisce di sostanze che potrebbero essere utili anche alla fauna e anche alla flora esistente già nel posto, compreso? Poi saldo un saldo in italiano, insomma, compreso. Comprendere italiano pure. Non è male. Va bene. E ogni tanto non lo comprendo l'italiano. Che sceme. Bello Lucarello, ti spiace da questa come si dice? Giornata? Ti piace da questa giornata? Spero che sono stati di aiuto. Certo. No, certo. Non siamo divertiti. Non siamo divertiti su un pare. Una mano serve sempre. Ci vanno dai bene, dunque dobbiamo sempre timorosi. Devi un po' imparare a Natale. No, va bene. Dopo che mi sono un paio di siete abituati. Purtroppo ci saranno tante cose di dei beddi, i granchi, i bucconi, i fondali, perché c'è veramente roba bella. Noi è il periodo giusto in questo momento, perché è un periodo di stagione, pieni degli spigoli bellissimi, insomma c'è del pesce bello. Allora noi è un momento, è un po' tutto arriva autunno, dai. Ma poi riprendere, perché in inverno non si ferma di tutto, anzi in inverno diventano più belli, più vigorosi, per lo manco spero l'ostrica. Spero dorrai. Sì, dorrai. In periodo che ci sono 4 gradi e ti dà che c'è tutta la dia pure ostriche. A tavorrazzugo. Andrà bene. Ascolta, no, è stato bello umeda, finza poi si può fare un vino. Mandicato ostrica. Mandicato ostrica, sa. Dopo vi su bifalve mio, là. È sciatto avanti. E cupputa satra. Come l'ostrica. Pare di una tostuina. No, un'ostrica. Un'ostrica elegante. No, mi piace a me la canzone che mi sta now. Zindattaraio, Toni De Rosas. Tu mettila come ostrigaio. Ostrigaio? No, certo. Noi non ne abbiamo dato, però la canzone nasce per l'indattaraio. Sì, Zindattaraio. Noi la cantiamo come ostrigaio. Poi comprendo che è una casa un inno. Tanto Taulara la vediamo pure noi, se ci guarda in nato. Dopo ci cavo su sfuedo, sparavo, sa. Ma non è uscita da bessi. Ho usato con questo zovi, si poteva appasciare e avere tranquillo. Non canto. O dormire, no, tu puoi stare seduto, io mi sto mettendo a fianco a lui. Lo stai suggerendo? No, se vuole gli tengo il giro. Frida, cosa ci fai? Te lo tiro su. Su sole, su menda, nebe scende. Taulara sesto da illuminende. E tu è cosa sbacca sto anlele. E non la brie chi se bezzende. D'orgoglio ti sei esposto a tribulare, proprio da noi tutto dimostrare. Chi travagliende con vera volontà, uomini si può mezz'orare.
che non si drummino. Questi sono i votti. Bravo, Troppo molto bravissimo. bravo. Ti dà per migliorare, poi si dà Andrà bene, poi vado sull'astro, vado. Bello però, fatta così. Sul sole su Manzano e Bessende Caulara se stotta illuminante e tu è un sospalca stu antende e non capisci se si imbazzende. L'orgoglio risesposto